Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le stelle oggi in questa domenica 26 gennaio 2020. Prima però vi invito, come sempre, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ringraziamo sempre della vostra collaborazione e del vostro sostegno. Vediamo dunque questa giornata dominata dal sole, una giornata che ha sicuramente delle ottime vibrazioni molto positive, molto solari, oltre al fatto appunto che è retta dal sole e dunque porta con sé tutti i valori di questo generoso dominatore, ma attenzione anche orgoglioso, dunque dovremmo fare un pochettino un autocontrollo, un controllo dei nostri impulsi in certe situazioni. Comunque c'è un buon binomio delle costellazioni in gioco, dunque abbiamo il dominatore Acquario come reggente del mese di gennaio, il dominatore Gemelli come reggente della prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata e abbiamo detto anche il Sole quale proprio dominatore del giorno. Dunque queste tre costellazioni molto armoniose fra loro perché contengono insomma i valori di elementi simpatici fra loro, aria e fuoco, e dunque è sicuramente una giornata molto positiva, soprattutto per le energie mentali, psichiche, per anche il recupero laddove dovessimo essere a corto di energie, magari per qualche diciamo dispendio maggiore eseguito nei giorni precedenti. Dunque oggi giornata molto favorevole per il recupero, per l'ottimismo, per la condivisione anche con gli amici, per qualche gita fuori porta, per momenti anche piacevoli da trascorrere appunto in compagnia. È comunque una giornata che ci vede un po' più attivi, anche più intraprendenti. Bisognerà comunque appunto fare attenzione perché mentre per alcuni questa spinta sarà molto positiva, perché verranno sicuramente risvegliati da quella forma di eh, stagnazione o sonno che magari generalmente gli appartiene, come per esempio i nati con influssi di acqua molto forti, più ancora se appartenenti insomma, al segno dei pesci e dunque che generalmente dormicchiano un po' di più, sono più lenti nelle cose, non che non le facciano, però hanno una flemma tutta loro. Dunque una giornata come questa potrebbe accentuare invece un certo dinamismo che non è mai disprezzabile, mentre per altri segni o comunque per altre configurazioni astrali personali dove l'elemento fuoco è già molto attivo, alimentato da questa giornata, si potrebbe appunto incorrere in qualche pecca magari di presunzione, dunque attenzione, cerchiamo di vivere positivamente la giornata odierna, di dedicarci magari alla convivialità, cosa che peraltro è invitata dalla doppia costellazione Toro, che è frequentata appunto dalla Luna oggi due volte. Dunque ottimi, come ho detto, i momenti con la famiglia, con gli amici, dunque il tempo trascorso con gli altri e attenzione soltanto un pochettino a qualche sbalzo d'umore perché la seconda costellazione attraversata oggi dalla Luna è Cancro, dunque potremmo magari risentirci per qualche commento rivolto a noi oppure sentire o subire un pochettino qualche dispiacere forse per via della gelosia del partner oppure essere un po' più emotivi, avere più bisogno appunto di sostegno o di calore proprio dalla persona del cuore o anche comunque delle persone della propria famiglia.
Comunque una giornata che, ripeto, essere molto favorevole, forse dovremmo fare leggermente attenzione alle parti alte della gola. È possibile che oggi qualcuno possa risentirne in modo più marcato proprio per via di questa doppia presenza di toro. Mi raccomando, un freno a tavola, ok? Perché toro invita sempre un po' a godere anche di questi piaceri, e magari fate un po' a tavola, un po' altrove. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e noi ci ritroviamo al solito con le previsioni giornaliere, sempre domani alla stessa ora. Grazie di cuore, un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.